E allora torniamo in studio con Claudio Boaro per analizzare insieme a lui quello che è stato, possiamo dire, questi primi 6 mesi di politica in Friuli Venezia Giulia. Chiaramente noi guardiamo un po' di qua del tagliamento, principalmente quello che accade a Trieste e poi soprattutto su Udine città. Partiamo dalla regione, Boaro. Allora, voi siete stati comunque un movimento che ha dato una mano affinché insomma il centrodestra riprendesse in gestione questa regione, ma onestamente siete contenti di quello che sta facendo Fedriga e la sua squadra? Diciamo che ci aspettavamo qualcosa di più, inutile negarlo. Sappiamo benissimo che i miracoli non si possono fare immediatamente, perché in amministrazione pubblica non è che una cosa la risolvi in un momento come succede nella ditta privata, no? È molto più complesso, è molto più farraginoso il tutto, è burocrazia pura proprio, però si dovrebbe dimostrare un po' di più da parte di chi amministra la volontà di risolvere i temi caldi che si sono portati avanti nel tempo. Parlo delle UTI, parlo della gestione del territorio in 2 zone ben definite, chiamatele come volete, ma è indispensabile che questo avvenga a nostro avviso per amministrare meglio, non per essere l'uno contro l'altro. E qui se non si muovono noi ci muoveremo di nuovo, lo dico fuori dalle righe. Io so già che qualcosa si sta muovendo, ma ma è normale. Ho già parlato, so che a settembre insomma. Esatto, noi a settembre siamo pronti per muoverci. Senta, già Boaro, organizzati. Ecco, mi permetta, proprio mentre stiamo andando in Friuli Venezia Giulia, Trieste convocato, sembra che questo passaggio di poltrone, questa nuova figura del portavoce del presidente del Consiglio regionale da una parte e il nuovo direttore dell'agenzia cronache della regione Friuli Venezia Giulia, al momento sia ancora tutto in stallo, in stand-by. Di quegli equilibri soliti che ognuno vuol mettere il proprio referente, perché è così, purtroppo stiamo assistendo ai giochetti della vecchia politica e non fa piacere vedere certe cose, lo dico tranquillamente, non è una questione di centrodestra o centrosinistra, noi stiamo accorgendo che quando arrivano lì, indipendentemente dal colore, chi comanda vuol mantenere lo scettro in mano. Punto. Senta, è come, no, perché il bello qual è? Che molta gente è passata attraverso questa rete televisiva a raccontare degli sprechi, eccetera. Io spesso, mi permetta Boaro, perché io spesso dico attenzione, questa è una televisione, non c'è trucco e non c'è inganno, impresa diretta, perché uno può dire ma io sul comunicato stampa ho scritto così, no. Perché si cerca sempre di dare la colpa ai giornalisti. Quando si viene in TV e si parla e si viene a raccontare degli sprechi che bisogna cambiare eccetera, poi stranamente arriva al contrario, non puoi dire ma io non l'ho detto, perché tu qui, non tu ma altri, l'hanno detto che bisognava combattere gli sprechi. E adesso sono lì, potrebbero fare qualcosa. Cioè questi hanno la colla che attacca. Diamo l'input, le partecipate ad esempio. Ma questi hanno la colla che si attacca. Farlo, mi permetta, questi hanno la colla che si attacca. No, chiodi che ha vite addirittura. Questi hanno la colla che si attacca più di quella che si mette per prendere i topi, tanto per essere chiari. Sì, non vorrei che quello che cambierà in regione, che mi auguro cambi in positivo, non sia invece un nuovo modo con nuovi nomi per sedere dei trombati in un nuovo circolo vizioso per accontentare gli amici degli amici e gli adepti di partito. Diciamo sarebbe una cosa vergognosa, ecco. Mi permetta, è come quel film di Pozzetto, sai, che andava via col motocarro, no? E quando va a scaricare quella cosa e lui gli dice perché fa tutta sta roba, no? E il contadino dice perché è un circolo vizioso ma efficace. Purtroppo stiamo ridendo sulle nostre disgrazie alla fin fine, perché paghiamo noi, non è che purtroppo è così. Senta, facciamo un attimo un salto anche su Udine. Ma io vedo il porta a porta, lì stanno facendo un casotto che non riesco a capire, sembra quasi che sia la fine del mondo. Schieramenti che ricorrono al TAR per delibere, ma io penso che basterebbe un po' di buon senso e non di appartenenza allo scudetto a tutti i costi da una parte e dall'altra per portarlo come un gagliardetto quasi, ho vinto io, e ragionare un momentino. Un sondaggio con i cittadini costa tanto? Anche telefonicamente? Penso che non costi tanto. Fatto con 2 persone in viva voce presenti mentre si telefona. Sì, non devo spiegare io certe cose, dovrebbe essere logico col tempo che corre adesso e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Invece niente, lì c'è la guerra che vediamo mezza pagina di giornale ogni giorno, locale, per parlare di queste cose. Tempo perso, trascurando molte altre cose più importanti, il degrado della città. Non voglio entrare nel merito perché
Anche perché voi non avete sostenuto Fontanini. Non lo abbiamo sostenuto, non abbiamo sostenuto nemmeno la sinistra però. Chiaro. E non è... Ecco, questo lo dice già a lunga la cosa, ecco. Senta Boaro, facciamo ancora un minuto e poi devo chiudere perché giustamente devo passare anche la linea ai colleghi del Veneto. Certo. Settembre è alle porte, autunno caldo, caldissimo, cosa succederà per quanto riguarda, diciamo così, anche il movimento autonomista friulano in generale? Movimento autonomista friulano, voglio essere chiaro questa volta. Abbiamo capito che fra patti, non patti, Tondo che è andato con Fratelli d'Italia, adesso pensiamo all'autonomia che aveva dato il nome, sì, vedo poca coerenza in certe cose, messi vicino a tutti assieme non arriverai mai a più dell'8-9%, non so se rendo l'idea. Quindi tutti i buoni propositi che gli autonomisti hanno per cambiare le regole del gioco, quando ti presenti in aula non ci sono. Bisogna avere il senso di responsabilità, di riconoscere certe situazioni, altrimenti si prende in giro la gente. Ecco perché il nostro movimento sta ancora facendo informazione. Perché? Perché siamo ancora convinti che la gente non è sufficientemente informata e punzecchiata. Non posso vedere le piazze io che si arrabbiano e si riempiono per una partita di calcio, scusate che è caduto il microfono, e allo stesso tempo non si arrabbiano quando vengono decurtate le loro buste paga, i loro diritti salariali e via dicendo. D'accordo con lei. C'è qualcosa che non quadra. Non dei politici, della gente. La palla gira e va, e prima o dopo gol farà. Vabbè. Esatto. Io ringrazio l'ospite.